quello dei rifiuti è un problema recente che la natura non ha mai avuto nel corso della sua evoluzione. Cosa significa questo? Significa che noi siamo abituati come esseri umani, quasi inevitabilmente, è normale ma dobbiamo liberarcene, a ragionare con i tempi dell'uomo. I tempi dell'uomo sono, un tempo ragionavamo di secolo in secolo, e adesso che viviamo più a lungo, per assurdo, siamo abituati a ragionare in tempi più brevi, perché tutte le programmazioni, tutti i discorsi che vengono fatti anche a livello politico sono di 5-10 anni, tempo da un'elezione all'altra. Ecco, questa visione molto limitata del tempo, che ci dà una sorta di miopia, è molto pericolosa, perché siamo portati a pensare che i problemi che abbiamo noi siano universali, che siano eterni, che non abbiano soluzione se non nel trovare qualche accorgimento, magari qualche nuova tecnologia che elimina il problema. Questa visione non è corrispondente alla realtà. Purtroppo non ci sono scorciatoie e la natura ce lo insegna. Per questo motivo io parto sempre nel far vedere come funzionano le cose in natura. Poi le confrontiamo con quello che succede a livello umano e soprattutto, perché se parliamo di esseri umani, comunque gli esseri umani come ominidi esistono da milioni di anni, come Homo sapiens, si può discutere quando si può far partire l'Homo sapiens, ma almeno qualche centinaia di migliaia di anni possiamo farlo decorrere, oppure possiamo considerare solo gli ultimi 10.000 anni, cioè da quando esiste l'agricoltura, ma comunque sia i tempi, 10.000, 100.000, milioni, sono enormemente di più rispetto ai tempi anche dell'ultimo secolo. Ma la vita sul pianeta Terra esiste da 3,7-3,8 miliardi di anni. L'approssimazione dei 100 milioni, scusateci, ma è che non siamo in grado di dare dati così precisi a quella distanza, ma sicuramente quello che possiamo dire è che negli ultimi 500 milioni di anni le cose sono andate con un andamento che non è molto dissimile da quello attuale. Gli organismi erano completamente diversi, ma quando abbiamo organismi pluricellulari complessi come piante e animali, compresi animali vertebrati, e da quando quindi abbiamo avuto la colonizzazione della terra emersa, perché per lunghissimo tempo la vita è stata limitata soltanto all'acqua, bene, da allora, consideriamo pure gli ultimi 500.000 anni, bene, c'è stato un andamento che è schematizzabile in questa immagine che trovate in qualunque libro di scuola media inferiore, cioè non è che facciamo discorsi particolarmente complicati, e questo normalmente è quanto ognuno di noi sa se si guarda intorno. Cosa dice questa immagine? Due cose: che nell'economia della natura c'è un flusso di energia e un ciclo della materia. L'esso che viene da fuori del pianeta Terra è energia solare e non ritorna al Sole, mentre la materia utilizzata dagli organismi viventi è tutta riciclata. Vedete, se così non fosse, adesso spiego come avviene il riciclo ovviamente, ma se così non fosse, anche limitandoci agli ultimi 500 milioni di anni, se gli organismi viventi avessero prelevato dalla superficie del pianeta Terra materie indispensabili per creare le proprie strutture, che poi non sono cose complicate, un po' di acqua, un po' di CO2, un po' di ossidi di nitrati, di fosfati, di minerali vari, bene, se tutto questo materiale molto diffuso sul pianeta, però se per 500 milioni di anni fosse stato prelevato, trasformato e poi buttato via come rifiuto, noi non saremmo qui a parlare, non ci saremmo. Cioè la vita non potrebbe continuare se non ripristinando la propria materia. Perché allora flusso e ciclo? Perché vedete, l'energia, contrariamente a quello che pensano gli uomini da quando hanno incominciato le loro attività produttive, che sia il fattore limitante, in natura non è un fattore limitante. Il vero fattore limitante è la materia. Se utilizzo energia solare, ho un margine di manovra variabile
tra il 99% e il 99,9% di eccesso di energia rispetto a quello che mi serve. Cosa vuol dire? Vuol dire che di tutta l'energia solare che arriva sul pianeta Terra, le piante ne utilizzano una frazione compresa tra l'1 per 1000 e l'1%. Tutto il resto è in più. È ovvio che non si potrebbe usare neanche il 10%, perché sarebbe un problema su equilibri più vasti, ma non c'è carenza di energia. E notate un'altra cosa, che nel pianeta Terra l'energia è energia, quella che arriva, mentre noi, esseri umani, non ci siamo ancora resi conto che non stiamo usando energia, ma usiamo materia per ottenere energia, bruciandola. È molto diverso, usare materia per ottenere energia o usare direttamente energia. Questa è una visione che spesso viene dimenticata e che la natura invece ci insegna. La natura usa energia, radiazione elettromagnetica, la luce, e ricicla la materia, perché il vero fattore limitante, questo ce lo insegna la fisica, la termodinamica, in un sistema che chiuso, per la termodinamica il sistema chiuso è quello che scambia energia con l'esterno ma non scambia materia. In un sistema chiuso, se si scambia energia con l'esterno, finché la fonte di energia esterna c'è, il fattore energia non è un problema. Noi abbiamo a disposizione questo eccesso di oltre il 99% di quanto serve di energia per altri 4-5 miliardi di anni. Credo che nessuno si preoccupi, cioè io mi lamentavo prima dei 5-10 anni, qui invece abbiamo un orizzonte di 4-5 miliardi di anni. Invece, in un sistema chiuso, il vero fattore limitante è la materia, perché se non la riciclo si esaurisce. In un processo lineare di trasformazione non c'è la materia, prima o poi, dipende dalla quantità, ma si esaurisce. La natura ha risolto questo problema circa 2 miliardi di anni fa, quando ha incominciato a associare processi metabolici di un tipo con processi metabolici di un altro. Vedete, il primo grandissimo processo metabolico di carattere globale sorto sul pianeta all'incirca 2 miliardi e mezzo di anni fa è stata la fotosintesi. Prima gli organismi utilizzavano non energia solare, ma soprattutto energia interna alla Terra. Poteva essere anche elettromagnetica, per esempio radiazione infrarossa, poteva essere soprattutto una energia di natura chimica dovuta a emissioni che si trovavano nella Terra, ma era una quantità modesta. Con quella energia non avremmo fatto grandi passi avanti come evoluzione della vita sulla Terra. Da quando la fotosintesi permette di usare questa enorme quantità di energia che arriva sulla Terra, cambia completamente lo scenario. C'è però un problema. Cosa fa la fotosintesi? La fotosintesi, che vedete